Riparte con lentezza la campagna vaccinale nel paese dopo questa lunga pausa estiva, ma mancano più di 6 milioni di persone all'appello che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Sono dati elaborati dal Ministero della Salute che certificano come ancora il ciclo complessivo per le vaccinazioni non è completo. Senza dimenticare come alcune regioni sono lontane dai parametri nazionali e dalla prossima settimana saranno quasi certamente in zona gialla. Tra queste Sicilia e Sardegna, mascherina obbligatoria anche all'aperto e limite a 4 persone nei ristoranti. Nella fascia di età tra i 30 e i 59 anni sono, come evidenziato, oltre 6 milioni le persone che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino. Proseguono con un buon ritmo le vaccinazioni dei giovanissimi, ultimi ad essere vaccinati, ma i dati generali indicano in un 50% la percentuale degli studenti. Tutto questo creerà un serissimo problema tra 15 giorni al suono della campanella e alla organizzazione e gestione delle scuole, considerato che ad oggi nessuna notizia filtra dai palazzi romani e dal Ministero della Pubblica Istruzione. In Sicilia entrambi i parametri sono oltre i limiti previsti, con le terapie intensive che restano all'11% e le aree mediche che salgono al 20%. L'isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.